Ben ritrovati dalla redazione. Investita mentre attraversava sulle strisce da un motociclo allo sbando che un attimo prima era entrato in collisione con un altro mezzo a due ruote. In fin di vita l'anziana di oltre 80 anni, falciata ieri in viale D'Annunzio a Trieste, già teatro di gravi incidenti di cui a fare le spese sono soprattutto pedoni e ciclisti. La signora è ricoverata in terapia intensiva con un trauma cranico, feriti in modo lieve e già dimessi dall'ospedale i due centauri. La carambola è avvenuta nella parte bassa del viale accanto a Largo Sonnino. Una barca da diporto ha rischiato di affondare nel tratto di mare tra Duino e il canale di accesso al porto di Monfalcone a causa dello sfilamento dell'asse dell'elica. Ha iniziato a imbarcare rapidamente acqua. Il personale delle capitanerie di porto di Trieste e di Monfalcone è intervenuto per soccorrere gli occupanti. La segnalazione è pervenuta tramite il numero blu 1530 alla sala operativa del Maritime Rescue Subcenter di Trieste da parte degli stessi diportisti. 3 persone in buono stato di salute e non bisognose di assistenza sanitaria. È immediatamente stato dato avvio alle operazioni di soccorso impiegando una motovedetta e un battello costiero. Le 2 unità della Guardia Costiera hanno prontamente raggiunto l'imbarcazione che alla deriva rischiava di infrangersi sui bassi fondali a causa delle correnti presenti in zona. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi è intervenuto alla cerimonia del taglio del nastro della nuova foresteria del centro sportivo di Ampezzo, struttura che arricchisce e completa l'offerta del polo dedicato in particolare alla pratica sportiva giovanile. Alla presenza del sindaco Michele Benedetti per l'esponente dell'esecutivo Federica, l'infrastruttura inaugurata non risponde soltanto alla domanda di impianti sportivi della zona, ma assume un significato più profondo nel quadro dello sviluppo sociale e comunitario della montagna friulana. Esprimo grande soddisfazione per la scelta della Federcalcio di giocare una partita delle qualificazioni mondiali a Udine. È un riconoscimento che premia l'ottimo stato di salute dello sport nella nostra regione e l'ormai rinomata capacità organizzativa che consente di ospitare eventi sportivi internazionali di assoluto rilievo grazie ad una proficua collaborazione tra enti e istituzioni. È il commento del vice governatore con delega a cultura e sport Mario Anzil alla decisione della FIGC e del Ministero dell'Interno di far disputare la partita di qualificazione ai mondiali 2026 tra Italia e Israele a Udine. La gara si giocherà il 14 ottobre 2025 allo Stadio Friuli, valida per la 6ª giornata del gruppo 1 delle qualificazioni europee ai mondiali 2026. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, venti deboli a regime di brezza. Temperature in pianura minime fra 17 e 20, le massime fra 30 e 33, sulla costa minime fra 21 e 24, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.